Maurizio Fistarol non sarà, non credo che tutti possa avventurare in vere e proprie conclusioni, perché il dibattito è stato molto ampio, ma sicuramente trarre insomma alcuni riferimenti, alcuni spunti utili per le prossime settimane. Direi che non ci sono conclusioni da trarre, nel senso che abbiamo registrato una tale sintonia di fondo, direi, tra tutti gli interventi dei rappresentanti di Verso Nord e devo dire anche con i contributi degli amici che sono intervenuti e che ci hanno onorato della loro presenza, che potrei francamente anche rinunciare all'intervento. E lo dico innanzitutto a Federico Vecchioni, che ha avuto la cortesia di fermarsi ancora qualche minuto nonostante debba scappare. Te ne puoi tranquillamente andare, nel senso che no, ringraziandoti per la cortesia, ma non devo aggiungere cose importanti alle cose che gli amici hanno già detto. E semmai dobbiamo dolerci del fatto che alcuni amici non sono potuti intervenire perché i tempi fin dall'inizio si sono allungati. Noi abbiamo voluto fare questa riunione oggi in un momento anche difficile, per cui questa sala, che già era quasi piena, una sala così grande, poteva essere ancora più partecipata se non ci fossero state di mezzo le elezioni amministrative fra 15 giorni, per cui molta gente vicina a noi nei molti comuni dove si vota non è potuta partecipare perché impegnata 2 settimane dal voto nella campagna elettorale. Anzi, Claudio Bizzozzer è stato davvero bravo a trovare il tempo per venire a fare un intervento, peraltro molto apprezzato. Sarò brevissimo, 5 minuti, perché al nord si va a mangiare presto e difatti la gran parte dei presenti se ne sono andati. Dovevamo fare comunque il punto oggi del lavoro fatto e dovevamo farlo perché Verso Nord è diventata maggiorenne, molto tempo e acqua è passata da quel luglio del 2010, quando abbiamo lanciato questa provocazione, questa proposta, e lo dovevamo fare perché siamo alla vigilia di scelte importanti che dovremo operare nei prossimi mesi. Dovevamo parlarci in pubblico e lo faremo poi anche nelle prossime settimane per operare insieme le scelte più opportune. Avevamo lanciato questa provocazione da Mogliano, Veneto, in un momento registrando una drammatica divaricazione fra i cittadini e la politica, un sentimento diffuso che si è perfino acuito in questi quasi 2 anni di nostro lavoro, di rabbia e ancor peggio di rassegnazione da parte dei cittadini nei confronti della politica e dei partiti. Lo abbiamo fatto, lo ricorderete, con una analisi della situazione che allora si muoveva in una situazione molto diversa, ancora di contrapposizione fra 2 poli che sembravano gli unici depositari dell'offerta politica italiana. Noi dicevamo che dovevamo andare oltre, che questi 2 poli si erano contrapposti per 15 anni sostanzialmente soltanto per battersi a vicenda e per battere il governo che aveva governato negli anni prima il Paese, e così è stato. E lo abbiamo fatto con una logica di costruzione, per costruire, per ricostruire questo Paese, per ricostruirlo come va ricostruito dalle fondamenta. Partendo, se mi consentite, faccio solo un riferimento a un tema che è stato toccato, ma su cui voglio fare un appunto, da una nuova etica pubblica, cioè da un modo diverso di comportarsi della politica, che deve recuperare il senso della responsabilità di quello che è, cioè una cosa pubblica, una cosa che deve essere almeno pari ai cittadini che si propone di amministrare, anzi deve avere l'ambizione di dare l'esempio, e non la cosa che abbiamo conosciuto invece in questi anni e in modo ormai insostenibile
in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Non è moralismo, è il polso di una situazione che per la politica sta diventando drammatica. Lavoriamo per una nuova offerta politica, lo abbiamo detto subito, una nuova offerta politica che oggi non c'è, che deve essere un'offerta politica nazionale per cambiare l'Italia. Non ci interessa rappresentare gli interessi di un territorio soltanto, vogliamo contribuire con altri, con la logica delle sensibilità che ci vengono dall'essere gente del Nord, vogliamo contribuire a cambiare profondamente questo Paese e lo vogliamo fare con altri evidentemente, ma avendo un ruolo significativo, se non da protagonisti. Con chi lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare con chi è d'accordo, molto semplicemente, con chi è d'accordo con noi. Quindi, come hanno detto tanti amici che sono intervenuti, per avere le poche o tante forze di verso nord, gli altri se le devono conquistare. Cioè non regaliamo nulla, organizzazione, impegno, strutture, non regaliamo e non regaleremo niente a nessuno. I contenuti sono quelli emersi, il nostro nord, il senso del nord che ha richiamato così bene Alessio Vianello nella sua introduzione, su cui non voglio dire altro, il nord del paese, quell'idea che ci viene dall'essere europei, cittadini dell'Europa, europeisti. Noi siamo nordisti, siamo orgogliosi di essere nordisti, nel senso che diceva Alessio all'inizio. Lo ripeto spesso, la differenza fra noi e i leghisti, io non voglio dire nulla, non voglio infierire, fra noi e i leghisti la differenza fondamentale è innanzitutto nell'appellativo. Noi siamo nordisti, perché per noi viene prima il nord, noi lavoriamo per il nord, per quell'idea di nord che veniva richiamata. Loro sono leghisti, perché per loro veniva e viene prima il partito, la logica, l'interesse meschino anche di breve periodo del partito, e su quello sono morti. A noi non interessa il nostro movimento, la nostra organizzazione, a noi interessa l'obiettivo che vogliamo conseguire. E noi siamo cittadini del Nord aperti all'Europa, che guardiamo il mondo, che vogliamo che questi nostri imprenditori, questi nostri territori siano protagonisti nell'Europa, nel mondo globalizzato. Non un Nord che si chiude nelle piccole, incredibili, assurde, piccole patrie, indifendibili. Questi contenuti, un altro Stato, come è stato detto bene, un altro Stato, questa è la cosa fondamentale, meno Stato, uno Stato migliore. Chi non è d'accordo con questo obiettivo non avrà il contributo, la forza, l'organizzazione di verso nord. Meno Stato, uno Stato migliore. Una lotta senza quartiere al pozzo senza fondo, al mostro mangiasoldi che è diventato lo Stato italiano. Chi è che mette le mani nelle tasche degli imprenditori, come dice Mario Monti? Chi evade le tasse o, oltre a chi evade le tasse, chi spreca denaro pubblico? Quotidianamente. O come si dice in quello spot del governo, che è vera e propria pubblicità ingannevole, no? Ve lo ricordate? Se tutti pagano le tasse ripagano tutti con più servizi. Balle. Magari fosse così. Nel paese che noi abbiamo in testa deve essere così, perché tutti devono pagare le tasse. Ma in Italia oggi non è così. Se tutti pagano le tasse, ahimè, si foraggia molto una spesa pubblica improduttiva. E noi naturalmente dobbiamo combattere con forza l'evasione fiscale, perché un altro dei punti fondamentali per noi è il rispetto delle regole. In questo paese le leggi, giuste o sbagliate che siano, si rispettano, perché un paese che non rispetta le regole non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte. Un vero federalismo, nel senso che è stato detto,
un'idea di efficienza della macchina amministrativa che ormai è andata perduta, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i contenuti. Ho finito. Però noi lavoriamo per una nuova offerta politica, perché senza un soggetto politico o più soggetti politici capaci di portare queste idee al governo, diciamo, a determinare le scelte politiche del Paese, ce la raccontiamo tra di noi. Questo è il punto oggi. Oggi, dovessero chiederci oggi, noi dobbiamo dire che questa offerta politica non c'è. Oggi non c'è. E ci dovrà essere fra un anno. Perché l'orizzonte è quello del 2013 come data spartiacque. Oggi non c'è. Ci sono tante cose in movimento, ma la nuova offerta politica di cui questo Paese ha bisogno non c'è. Dipenderà dalla legge elettorale, dipenderà da tante cose. Una cosa deve essere chiara, come dicevano gli amici. Noi comunque ci saremo, perché l'appuntamento è decisivo e noi comunque ci saremo. Certo, dobbiamo esserci insieme ad altri. Siamo consapevoli della nostra forza e anche dei nostri limiti. E sappiamo che un'operazione come questa ha bisogno di interlocutori importanti e soprattutto di una organizzazione di livello nazionale. Da qui, e ho finito, nasce anche il rapporto con Italia Futura, che oggi Federico Vecchioni ha qui rappresentato in modo efficace. È un rapporto che è nato dai contenuti, badate. Essenzialmente siamo d'accordo con loro su tante cose, non su tutto, nel senso che poi noi abbiamo alcune questioni che ci derivano dal fatto di essere appunto nordisti, che anche nei documenti di Italia Futura ancora non hanno trovato, a mio avviso, una risposta e una declinazione efficace come noi riteniamo debba essere. Però siamo in sostanziale sintonia sulle cose da fare. Questa è la cosa importante. Però io voglio dirlo a Federico, visto che si è fermato 2 minuti in più, e lo dico come si parla con gli amici, perché con gli amici si parla chiaro, si parla per costruire insieme cose importanti, augurandoci che l'operazione di Italia Futura possa decollare dal punto di vista politico, cosa che oggi ancora non è, mentre verso nord è un'operazione dichiaratamente politica, già politica, è un movimento politico organizzato in 4 regioni. Lo voglio dire con modestia e chi ci conosce e chi mi conosce lo sa senza assolutamente supponenza, anzi talvolta pecchiamo di troppa discrezione noi. Noi le cose da fare, la destinazione del percorso la vogliamo contribuire a determinare. Noi vogliamo contribuire a determinare le scelte che insieme facciamo. Questa gente che oggi era qui e l'altra che non ha potuto venire per le ragioni che ho detto, non accetterebbe di conoscere la destinazione del percorso da un articolo sul sito di Italia Futura. Con modestia, consapevolezza della nostra forza e dei nostri limiti, senza supponenza ma anche con grande chiarezza. Questa è la premessa, io credo, per poter fare un percorso comune efficace. Il 2013 è una data spartiacque, lo abbiamo detto, ci sono le elezioni politiche, c'è la possibilità che si voti anche in qualche regione del nord dove noi siamo radicati, quello che sta succedendo in Lombardia, un possibile effetto anche in Veneto e non sappiamo. Certamente è una data spartiacque per aprire una nuova pagina per il nostro Paese, per il Nord, ma per il nostro Paese. Noi ci siamo e non siamo di plastica. Bene, grazie.